Siamo di nuovo insieme, telespettatori di TVM Palermo, per il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Ieri, nella puntata del mercoledì, spazio dedicato al campionato di Serie D, ma anche al campionato di eccellenza, mentre invece oggi parleremo di promozione e di prima categoria. Sono già partiti i play-off e i play-out. Pertanto iniziamo subito e lo facciamo con il girone A. Finale playoff giocata e vinta dalla Parmonval, eccola qua la schermata, la squadra palermitana praticamente vincendo la partita contro il Città di San Vito Lo Capo accede alle semifinali regionali. Credo che stiamo continuando a scrivere una delle pagine più importanti della storia della Parmonval, perché oltre ad essere nelle finali con gli altri gironi abbiamo incanalato una serie di vittorie. Nelle ultime 13 o 13 partite abbiamo fatto 14 partite, 13 vittorie e un pareggio, un gol subito soltanto, quindi numeri credo mai visti in queste categorie, e quindi sono soddisfatto, ripeto, soprattutto per loro, perché sono ragazzi che veramente durante gli allenamenti stanno dando il 100%, si applicano, sempre presenti, non ci sono più aggettivi comunque per definire questi ragazzi, mi stanno veramente stupendo sempre di più. Oggi hanno fatto veramente una prova di squadra, siamo stati belli attratti, potevamo ripetere, gestirla meglio, abbiamo avuto delle occasioni clamorose per poter segnare, non l'abbiamo fatto, il Posteriore ha fatto delle parate, però ripeto, dall'altra parte c'era una squadra che sapevamo che ci faceva soffrire e l'abbiamo fatto, e alla fine ci godiamo questo passaggio di turno. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control if you're not here with me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Risultato a sorpresa invece nel girone B del campionato di promozione. Un risultato che non ti aspetti, il Gioiosa che vince 1-0 in casa della Città di Mistretta. Eccola qua la schermata con la conferma della vittoria fuori casa per la squadra del Gioiosa. Questa vittoria permette alla squadra messinese di giocare la semifinale contro la Parmonval domenica prossima, domenica 5 maggio 2024. Un'impresa pazzesca riesce alla Gioiosa, che con un solo risultato a disposizione batte a domicilio il Mistretta nella finale playoff del girone B di promozione e vola alla finalissima per il salto in eccellenza. I Granata sovvertono tutti i pronostici e con un gol di Diouf nella ripresa staccano il pass per andarsi a giocare adesso il salto di categoria. In una sfida parecchio tirata, scarne le emozioni, con il Mistretta che ci prova al 15° con Salerno, ma il suo destro è facilmente controllato da Rubbio. Biancoazzurri che alla mezz'ora di gioco reclama
reclamano anche un calcio di rigore per un possibile tocco di mano in aria. Il signor Alessi dice di no con Tranchita poi che spara alto sulla traversa. Il Gioiosa si fa minaccioso al minuto 35 quando Diouf di testa manda a fil di palo la punizione di Martinez. Nella ripresa però, dopo un tentativo del Mistretta con Salerno bloccato senza affanno da Rubbio, il Gioiosa piazza il colpo letale al minuto 57 quando Diouf raccoglie la punizione di Martinez e da pochi passi sorprende compagno facendo così Mistretta 0, Gioiosa 1, e per Diouf si tratta della terza rete stagionale. Il Mistretta non ci sta e tenta di rimettere tutto in parità, ma il sinistro di Salerno al minuto 60 si perde alto sulla traversa, mentre il tiro ravvicinato di Tranchita 5 minuti dopo è disinnescato in uscita da Rubbio. Al minuto 75 i biancoazzurri protestano ancora per un possibile penalty su Salerno. Il fischietto di Palermo anche in questo caso lascia giocare. Poi il Gioiosa tenta di chiudere la sfida in ripartenza, ma il destro di Balde trova l'intervento centrale di Compagno. Quindi nel finale il Mistretta tenta l'assalto disperato, reclamando per altre 2 volte la concessione della massima punizione su Salerno, ma in entrambe le situazioni il direttore di gara dice di no. Poi al triplice fischio del signor Alessi può scoppiare la festa del Gioiosa, che vola alla finalissima per il salto in eccellenza contro la Parmonval, che si giocherà domenica 5 maggio in campo neutro, mentre il Mistretta saluta così la stagione che rimane comunque sopra le righe. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione. Guardiamo subito alla schermata, una conferma per il Nicosia che si sbarazza con un perentorio 3-0 del Real Aci. Sarà dunque il Nicosia a giocare la semifinale playoff. Superato l'ostacolo RSC riposto, il Real Aci gioca in casa del Nicosia, imbattuto in stagione tra le mura amiche con il pubblico delle grandi occasioni. In palio il passaggio del turno alla semifinale dei playoff del campionato promozione, con Ingranate che hanno a disposizione solo la vittoria per qualificarsi. Padroni di casa che provano subito a prendere le redini del match, con il Reale pronto ad approfittare degli spazi in contropiede. Qui Robles, poi Tomarchio. Carbonaro si infila in mezzo ai 2 difensori. Carbonaro sulla destra la mette in mezzo per Mongelli. Ha anticipato la sua botta sicura del rientro di Robles. Lopez allontana col mancino, poi Pittera, testa di Cucuccio. Mongelli salta bene un avversario e scarica subito a sinistra per De Emanuele. C'è spazio per il numero 10, De Emanuele taglia verso il centro, alza la testa, grande assist per De Carlo. De Carlo il destro, solo esterno della rete. Ancora scesi minacciosi, le mura di prima per Mongelli. Mongelli attaccato alla manino, resiste, prova a verticalizzare, intercetta Robles che va anche scivolata. Subentra Tomacchio che gli porta via il pallone. Mongelli in verticale per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro salta Failla, costretto a defilarsi. Carbonaro prova a metterla al centro, perde però l'attimo, ritorna Failla sul pallone. 23esimo, Minolfi, calcio di punizione lungo in profondità, a cercare Garriga, il pallone scavalca Foti. Garriga col mancino, Garriga all'angolino, batte Buallegue, sblocca il punteggio. Alla prima occasione il Nicosia passa in vantaggio. Bonnici per Tomarchio, all'indietro, ne approfitta Alcazar che va l'1 contro 1 con le mura prova a fermarlo, contrasto con la spalla, calcio di punizione per il Nicosia. Sul punto di battuta va Mannino direttamente in porta, sorprende Buallegue e realizza il 2-0. Scadere del primo tempo, Foti alza un campanile, il vento ferma la traiettoria del pallone, prova ad arrivarci De Emanuele, ci arriva Ceca che parte in contropiede. Ceca, si muove Garriga sulla destra, lo serve Garriga, uno sguardo in mezzo, il traversone, Ceca controlla in qualche modo,
e realizza il 3-0 proprio al 45esimo. Subito un cambio offensivo per gli ospiti nella ripresa. Dentro Daniel Manca, fuori Bonnici. Carica a testa bassa per accorciare le distanze il Real, Tomarchio. Si propone Lemura, servito. Lemura, il cross, diventa un tiro, Failla male, poi Manca. Ancora Failla, si salva in calcio d'angolo. Dalla bandierina va allo stesso Manca. Tagliato sul secondo palo per Mongelli sotto porta, miracolo di Robles sulla linea. Altre due sostituzioni per mister Manca. Fuori Tomarchio, dentro Montemagno. E fuori Cucuccio, dentro Cerra. Si rivedono in attacco i padroni di casa. Alcazar di prima per Owen. Owen in verticale per Garriga. Garriga la conclusione. Respinge Buallegue. Un altro cambio per gli accesi. Fuori Mongelli, dentro Sciuto. Ampi spazi per il contropiede del Nicosia. Zolezzi attacca a destra, poi alza la testa e serve Garriga che la mette giù. Garriga salta un avversario, entra in aria. Garriga la conclusione, fa la barba al palo. Ci prova fino alla fine la squadra di Marcello Manca. Corner battuto da De Carlo in aria per De Emanuele. Fa la gran parata. Lemura attacca a sinistra, lascia sul posto l'avversario. Entra in aria il cross, deviato e poi allontana la difesa. Si alza Zolezzi che colpisce male di destra e serve Lemura. Lemura in aria, il tiro cross, fuori di un soffio. Non è giornata per il Real. Finisce qui la stagione del Real Aci. Il Nicosia passa il turno e si qualifica per la semifinale che giocherà contro l'Avola. Rimpianti oggi per la squadra di Marcello Manca, un paio di occasioni ghiotte non sfruttate sullo 0-0, un paio di errori difensivi, ma i rimpianti ci sono anche se non soprattutto per ciò che è successo nel corso del campionato, perché non si è riusciti a difendere il vantaggio avuto quando i realini occupavano la prima posizione. La stagione 2023-2024 va in archivio per il Granata. A breve cominceranno i lavori per la prossima annata, con un nuovo futuro da definire. Sapevamo che affrontavamo una grande squadra, all'inizio dell'anno era candidata fra le pretendenti a vincere il campionato, la vittoria finale, e quindi sapevamo ed eravamo consci dell'avversario che avevamo di fronte. Però oggi noi con i ragazzi abbiamo lavorato durante la settimana, abbiamo fatto una grande partita, siamo stati sempre sul pezzo, eravamo sempre presenti sulle seconde palle. Purtroppo qualcosina è peccato oggi, forse sul fraseggio, ma perché c'era molto vento che ci dava fastidio, quindi solitamente quello che facciamo oggi l'abbiamo fatto un po' meno, però a volte di necessità si deve fare virtù. So il valore dell'Avola, fino a qualche giorno prima che finisse il campionato stava giocando il campionato contro una corazzata come il Vittoria, quindi sappiamo che andremo ad affrontare un'ulteriore squadra forte, preparata, allenata bene da Attilio Sirugo, quindi sappiamo il valore e quindi cercheremo di prepararci, di farci trovare pronti anche nei confronti dell'Avola. Oggi c'era una cornice di pubblico degna di una Serie D a tutti gli effetti, non so se c'erano più di 1000 persone, ma là eravamo, quindi questi numeri si vedono in squadre di vertice, in eccellenza, e trovarlo a Gangi in un campo tra virgolette ospite, perché ricordiamo sempre che da 2 anni e mezzo siamo ospiti, quindi questa vittoria, questo raggiungimento di questo obiettivo ha doppia valenza, perché come tutti sanno noi non abbiamo una casa nostra e siamo sempre ospiti, anzi ringrazio il comune di Agira, gli amici di Agira che ci ospitano ogni pomeriggio e ci permettono di poterci allenare, e quindi non è facile far conciliare ogni settimana gli orari degli allenamenti, trovare gli impegni, incastonare con quello della Gira stesso. E il Nicosia quest'anno soltanto dietro al Vittoria come differenza a rete in tutti e 4 i gironi, quindi questo testimonia che sia il reparto offensivo che il reparto difensivo lavorano in simbiosi e lavorano bene, perché noi non segniamo soltanto con gli attaccanti, noi ci proponiamo anche con il resto della squadra, infatti quasi tutti i componenti della squadra hanno fatto gol, hanno segnato, tranne qualche elemento, quindi testimonia il fatto che noi ci appoggiamo al gruppo squadra. E oggi è risaltato il gruppo squadra perché ha voluto fortemente questa vittoria, ripeto, contro una grande squadra del presidente russo. Questa vittoria volevo dedicarla appunto a un amico mio che è scomparso neanche 2 mesi fa, e mi sarebbe piaciuto tanto averlo qui con me oggi. Purtroppo non è stato possibile, però mi piace pensare che questa vittoria io la possa dedicare a lui.
E nulla, poi per la cornice di pubblico c'è veramente poco da dire perché il pubblico è stato magnifico, è stato una cornice pazzesca, veramente un qualcosa di emozionante, solo che non è ancora finita, ci sarà da andare a fare un'altra trasferta per questo spareggio in un campo neutro e sono fiducioso del fatto che i tifosi, come hanno fatto durante tutta la stagione, ci sosterranno. Certo, ci davano per non spacciati, però non ci hanno tenuto in considerazione, questo ci ha aiutato, devo dire, anche perché parliamo tutti di giocatori senza esperienza praticamente in Italia, parlo di quelli che provengono dall'estero, però con l'organizzazione, con le competenze e con le idee del mister alla fine siamo riusciti a fare un percorso grandioso, c'è da ringraziare tutta la società, con in primis il presidente Fabio, e il vicepresidente Dario, tutti i dirigenti, ma tutti voi, tutti noi che ci spendiamo ogni giorno e togliamo tempo al lavoro e famiglie e affetti per arrivare ad un risultato. Il segreto secondo me è l'umiltà, numero uno l'umiltà, che ci viene portata in primis dal mister, perché noi credo che fossimo l'outsider di questi playoff, di tutto il girone, nessuno si aspettava che noi avremmo fatto questo percorso. Noi con umiltà incominciamo il martedì e finiamo il venerdì di lavorare, ci alleniamo sempre a 2000, andiamo sempre al massimo e i risultati poi si vedono in campo alla fine. Parliamo adesso del girone D. È finita 2-0 per il Città di Avola la finale playoff del girone D. La squadra siracusana, guidata da Attilio Sirigu, giocherà la semifinale contro il Nicosia domenica prossima. Sì, intanto era importante uscire fuori dal girone come vincenti dei playoff, perché credo che la mia squadra nell'arco di tutta la stagione abbia meritato dietro il Vittoria di essere la squadra più forte ed era giusto oggi prenderci quello che credo con tutta umiltà abbiamo costruito tutto l'anno. Faccio i complimenti alla società del Priolo perché ha fatto un grande campionato, ha tenuto testa a noi al Vittoria, però spero di non peccare di presunzione se dico che oggi abbiamo definito la differenza che c'era tra noi e loro da tutti i punti di vista, dai punti di vista del gioco, del palleggio, dei singoli, quindi siamo contenti, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati eccezionali. Ma i ragazzi sentivano parecchio la partita, poi comunque incontravamo una corazzata, lo sapevamo e gli episodi ovviamente sono fondamentali. Io penso che sull'1-0 per loro fino al momento dell'espulsione del nostro giocatore la partita era sempre in bilico, hanno avuto qualche occasione, anche loro avevano avuto qualche occasione.
abbiamo sempre lavorato da squadra e oggi la mia città ha risposto in una maniera incredibile, 1200 persone, il loro calore, è stato fantastico. Incontriamo una squadra che è arrivata seconda nel girone C, una squadra forte, organizzata, che gioca bene. Sarà una bella sfida, ma adesso sappiamo che siamo rimasti in 4 e quindi siamo tutte forti. In queste partite gli episodi sono fondamentali, non puoi sbagliare niente, contro colazione del genere ancora di più. Rode perché è giusto che la squadra rode, consideri che questa squadra da gennaio che non perde, abbiamo preso solo le partite di Coppa, ma da gennaio non abbiamo mai perso, bisogna accettare il verdetto del campo. Di certo queste partite li aiuteranno a crescere e a maturare ancora di più. Guardiamo adesso dunque gli accoppiamenti per quanto riguarda le semifinali che si disputeranno proprio domenica prossima. Per quanto riguarda la prima partita, Girone A e Girone B si scontreranno. Parmonval Gioiosa. Per quanto riguarda invece Girone C e Girone D, la semifinale sarà tra Nicosia e Città di Avola 2020. Voltiamo pagina perché adesso parliamo dei playoff del campionato di prima categoria. Qualche risultato a sorpresa, eccola qua la schermata. Per quanto riguarda il girone A, vittoria della Margheritese 2018 contro l'Alcamo 1928, vittoria per 5-3.
Per quanto riguarda invece il girone B, ancora tutto fermo per quanto riguarda la data dello scontro di semifinale tra Futura e Città di Casteldaccia. La squadra vincente giocherà poi la finalissima contro il Sinagra. Per quanto riguarda invece il girone C, vittoria 2-0 del Villafranca contro il Terme Vigliatore. Fa festa il Città di Villafranca che al Tereforti batte il Terme Vigliatore nella finale playoff del girone C di prima categoria e stacca il pass per la finalissima che metterà in palio il campionato di promozione. La squadra di Cannao, grazie ad un secondo tempo arrembante e grazie ai cambi in corso d'opera, riesce a sconfiggere per la prima volta in stagione i giallorossi, unica formazione ad aver battuto il Villafranca in campionato, e sogna adesso il salto di categoria. I locali ci provano subito con Romeo prima e Cordima poi, ma i loro tentativi vengono disinnescati dalla difesa giallorossa. Il Terme Vigliatore non sta a guardare, sul ribaltamento di fronte la potrebbe sbloccare con Yakubu, ma le conclusioni del classe 2003 giallorosso trovano le decisive parate di Taranto che salva il risultato. Al 32esimo brutto spavento per il difensore del Terme Vigliatore Fazio, che dopo un contrasto sbatte la testa sul muretto di recinzione, con la gara che rimane ferma per oltre 5 minuti, ma alla fine il classe 91 se la cava con qualche graffio al braccio e una botta alla nuca. Poi nel finale di frazione il Villafranca avrebbe la chance di portarsi in vantaggio quando il signor Venuto concede calcio di rigore per il fallo in aria di Rossello su Galletta, ma dal dischetto l'esperto Buda calcia sul fondo il pallone del possibile 1-0. Nella ripresa però il tecnico di casa Cannao getta nella mischia al minuto 51 Di Vincenzo e il neo entrato impiega 7 minuti per diventare protagonista della sfida, quando al 59esimo aggancia in aria il perfetto assist di Gazzetta e col destro mette alle spalle di Munafò il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2000 biancoverde si tratta invece della settima rete stagionale. 5 minuti dopo si complica ancora di più la gara dei giallorossi, che perdono Crisafulli, espulso dal direttore di gara per l'intervento da dietro su Galletta, ma nonostante l'inferiorità numerica il Terme Vigliatore avrebbe la chance del pareggio con Calamoneri, che ben servito dal russo spara sul fondo da posizione vantaggiosa. Quindi sul ribaltamento di fronte è invece il Villafranca ad avere 3 occasioni per chiudere il match, ma prima Di Vincenzo spara su Munafò il servizio di Galletta, poi Galletta trova la decisiva risposta dell'estremo giallorosso e infine ancora Di Vincenzo di testa esalta le doti del portiere avversario che vola a salvare il risultato. Al minuto 90 Cannao getta nella mischia anche Mangano al posto dello stremato Galletta e il neo entrato al 93esimo firma il raddoppio, quando è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta di Munafò sulla conclusione
di Gazzetta, facendo così Villafranca 2, Terme Vigliatore 0 e per Mangano si tratta della seconda rete stagionale. Poi, dopo 8 minuti di recupero concessi dal signor Venuto, può gioire il Villafranca che vola alla finalissima che si giocherà domenica 5 maggio in campo neutro contro la squadra catanese del Santa Venerina e che metterà in palio il salto nel torneo di promozione. Per il Terme Vigliatore invece la stagione si chiude qui, ma rimane comunque un'annata da incorniciare per la matricola giallorossa. Parliamo adesso del girone D, la finalissima è stata vinta dal Santa Venerina 1-0 contro il Casalvecchio Siculo. Lo sapevamo di affrontare una squadra, un'ottima squadra, perché fino alla fine questo campionato ce lo siamo giocati in 3, alla fine però l'abbiamo spuntata, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo meritato questa finale. Lo spareggio l'abbiamo attivato subito, sapevamo che poteva andare in quel modo, siamo arrivati lì a giocarcela, quindi abbiamo fatto sicuramente un ottimo campionato. Poi da martedì abbiamo messo testa subito a questa partita perché volevamo a tutti i costi raggiungere quest'altro obiettivo. E oggi con Senti ne abbiamo fatto tutti quanti, tutti i ragazzi dal più piccolo al più grande, una grandissima partita di sacrificio, di impegno, abbiamo sudato davvero la maglia. Ce l'abbiamo messa tutta per ottenere questo risultato e ce lo siamo meritati. Sappiamo che comunque ancora dobbiamo stare all'interno di questi campi da calcio perché abbiamo anche una coppa da giocare e quindi daremo il massimo da martedì, subito da martedì. Prima complimenti ai miei compagni che hanno fatto una grandissima partita, poi ai tifosi. E ora speriamo in questa grande finale che saremo contro il Villafranca e speriamo di portare una vittoria anche lì. In settimana abbiamo fatto tanti allenamenti difensivi, oggi abbiamo ripreso una bellissima partita e ad oggi ci ha dato molto conforto il gol di Zumbo e poi la grande difesa che ha difeso l'1-0. Noi pensiamo questa settimana al Villafranca, speriamo di fare un successo contro di loro e la prepariamo nei migliori dettagli. Girone E, dove il Noto, pareggiando 0-0 in casa contro il Real Belvedere, accede alle finali regionali. Alle finali regionali accede anche il Serra di Falco, che vince 3-2 contro l'Aragona. Pertanto gli accoppiamenti che sono stati definiti, eccoli qui nella schermata: Margheritese 2018 che giocherà contro la vincente ancora da definire del girone B. Per quanto riguarda invece il Città di Villafranca, giocherà contro il Santa Venerina ed infine il Noto contro il Serra di Falco. Il Rodin Milici retrocede in seconda categoria, salvo invece il riposto. Questo è il verdetto del drammatico spareggio retrocessione del campionato di prima categoria tra le squadre perdenti i play-out dei gironi C e D. Una stagione iniziata male e finita peggio per i rossoblù che dopo 7 anni salutano la prima categoria. Eppure la gara si mette subito bene per la formazione allenata da Carmelo Milici, che dopo 8 minuti la sblocca con Celi che al volo col destro mette alle spalle di Russo l'angolo di Franchina. Poi
portando in vantaggio i suoi, mentre per il classe 2002 si tratta del terzo sigillo stagionale. I rossoblù avrebbero un minuto più tardi la chance del raddoppio, ma solo una super parata di Russo nega a Torre la gioia del gol. Poi però il riposto inizia a prendere campo, tentando la via del pareggio, prima con Papa che da fuori calcia di poco al lato, subito dopo con Dumitrascu che da posizione vantaggiosa calcia in bocca a Accetta, e infine con Musmeci, il cui destro chiama l'estremo rossoblù alla respinta. Gli sforzi dei catanesi vengono premiati però al minuto 35, quando Sciacca di testa anticipa tutti mettendo alle spalle di Accetta il pallone dell'1-1 e che gli vale come quinto sigillo stagionale. Ospiti che ci credono e solo i decisivi interventi di Accetta su Dumitrascu al 36esimo e su Messina al minuto 38 negano ai catanesi la rete del vantaggio. Vantaggio che nel finale di primo tempo non trova nemmeno il Rodin Milici, che deve fare i conti con un super russo bravo a disinnescare prima il destro defilato di Puglisi, poi la botta a colpo sicuro ancora di Puglisi ed infine la conclusione ravvicinata di Alula. Nel secondo tempo però i rossoblù perdono per infortunio Puglisi al minuto 51, costretto a lasciare il campo per Calarco, e 10 minuti più tardi anche Alula sostituito da Sergio Catalfamo. Così il riposto, dopo aver fatto le prove del gol con Profeta che al minuto 70 angola troppo il sinistro che si perde non lontano dallo specchio della porta, i catanesi fanno centro al minuto 77 quando Dumitrascu è bravo e fortunato nel riballo con Accetta e col destro spedisce in rete, facendo così Rodin Milici 1, riposto 2, e per l'attaccante classe 1994 si tratta della sesta rete stagionale. Il Rodin Milici comunque non ci sta e tenta il tutto per tutto, reclamando anche due possibili rigori su Calarco al minuto 80 e su Martinez 7 minuti più tardi, ma in entrambe le situazioni il signor Dolenti dice di no. Poi negli 8 minuti di recupero concessi dal fischietto di Caltanissetta si accendono improvvisamente gli animi, vengono espulsi infatti il portiere Accetta e Calabrese del Rodin Milici, Dumitrascu per il riposto per reciproche scorrettezze con le squadre ridotte in 9 contro 10, ma pochi minuti dopo il Rodin Milici rimane addirittura in 8 calciatori per il rosso diretto che il direttore di gara mostra a Caliri per l'intervento falloso su un avversario. Alla fine, dopo 15 minuti totali di recupero, può fare festa il riposto che anche la prossima stagione giocherà in prima categoria, mentre è un epilogo amaro per il Rodin Milici che mestamente retrocede in seconda. Saranno dunque tutte partite molto interessanti quelle che si disputeranno domenica 5 di maggio. Noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che per quanto riguarda questa trasmissione la potete rivedere attraverso la pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, ma siamo anche visibili attraverso il solito canale HBBTV di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 7 giorni.
sarà ancora una volta la passerella più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. 11ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere. Giornata di presentazione della stagione 24-25, almeno una prima parte, perché c'è la conferma da parte di tutto lo staff tecnico. Siamo con Luca Giovannone, presidente di questa Nissa che festeggia, devo dire, questo grande straordinario salto in Serie D, e adesso viene il bello. Sì, è stato bello già questo campionato straordinario, domani speriamo di coronare con una vittoria e mantenere questa media record punti, come dico io, nazionale tra migliaia di squadre, forse europea, forse mondiale. E sì, e arriva il bello della Serie D, perché la Nissa mancava da 11 anni in questa categoria, che comincia a diventare una categoria importante, in cui arriveremo a giocare fino in Campania, ci saranno tante siciliane, anche qualche calabrese, e sarà un campionato appassionante dove noi vogliamo fare la nostra bellissima figura. In questa conferenza stampa abbiamo notato la parola progetto usata in maniera continua ma sicuramente costruttiva, tra l'altro anche con l'inserimento di nuovi partner che vi accompagneranno già a partire dalla prossima stagione. Questo ci fa pensare che i progetti sono ampi e probabilmente anche stuzzicanti. Beh, come ho sempre detto io anche un anno fa, quindi in tempi non sospetti, io non ero qui per fare l'eccellenza, per cui ora già siamo in Serie D e posso dire io non sono qui per fare la Serie D. Poi con tutto il rispetto per gli avversari incontreremo città più grandi di Caltanissetta, ma non abbiamo paura, faremo la nostra parte e cercheremo di competere anche con le città più grandi, perché il progetto Nissa di Giovannone è ambizioso. È ambizioso come questo straordinario campo, che a questo punto diventerà un catino, proprio perché ci saranno tantissimi derby che probabilmente stuzzicheranno anche l'appetito, no? Sì, uno dei motivi per cui io sono qui è questo stadio davvero importante che ha Caltanissetta. Un altro motivo è la grande passione di calcio che ha questa città, che hanno i nisseni. Abbiamo fatto 2 volte sold out già in eccellenza, quindi mi aspetto tanto pubblico, tanti abbonati e tanti spettatori anche l'anno prossimo, perché è diventato questo un appuntamento della domenica in cui tutta la città unita viene a tifare e a gioire per i colori biancoscudati. Si sta voltando pagina, si presenta questa stagione 24-25. Qual è a questo punto la battuta che vuole lanciare anche verso questi tifosi che abbracceranno dopo 11 anni il campionato nazionale dilettanti? Noi vogliamo vincere, c'è anche il coro, anche il nuovo inno, c'è questa frase che ho fatto inserire io, gli autori hanno accettato. Caltanissetta vuole vincere, questo è il motto che voglio trasmettere ai nisseni e ai meravigliosi cittadini di Caltanissetta
con cui si è sviluppato un amore reciproco da me verso di loro e viceversa. Era il 2021 quando Arialdo Giammusso, miglior dirigente della Nissa. Adesso siamo nel 2024, la Nissa festeggia questo balzo importante in Serie D con una stagione straordinaria. È passata tanta acqua sotto i ponti, ma credo che l'emozione da nisseno è sempre grande. Allora accolsi con grande piacere e anche emozione la vittoria di quel premio come migliore dirigente del calcio regionale di eccellenza e devo dire, per me che era il primo anno che faceva il presidente, fu un grossissimo risultato in un anno molto difficile nel quale il Covid impedì di svilupparsi il nostro progetto, ma arrivammo a una semifinale playoff e quindi per noi fu un grande risultato, un grande piacere ricevere quel premio che ancora tengo sulle pareti di casa mia con grande affetto. Adesso in questo 2024 si festeggia questo straordinario anno della Nissa, c'è un progetto importante, vedo che anche tu ne sei protagonista, oltre chiaramente al presidente Luca Giovannone, è una Nissa che vuole un calcio importante. Chiaramente all'epoca io avevo un desiderio, avevo un sogno che adesso il grande presidente Giovannone, il mio presidente, è riuscito a realizzare. È il sogno non soltanto della Nissa, ma il sogno di una città che ha voglia di riscatto e ha voglia di riprendere il suo posto nell'ambito nazionale del calcio. Con il massimo campionato dilettantistico è il primo passo, ma sono convinto che con la competenza, con il grande attaccamento del presidente Giovannone verso la nostra squadra andremo anche oltre nei prossimi anni e io ci sarò al suo fianco, perché una persona innamorata della Nissa, innamorata della propria città come me non può fare anche questo. Si festeggia questa straordinaria stagione della Nissa con l'investitura per la nuova prossima stagione 24-25. Siamo con Ernesto Russello, direttore sportivo della Nissa in eccellenza, ma direttore sportivo anche la prossima stagione in Serie D, e sappiamo benissimo quella è un'altra pagina. Sì, naturalmente dall'eccellenza alla D c'è questo gradino un pochettino alto, direi. E la società ha voluto già iniziare il suo percorso, scegliendo Russello di nuovo come direttore sportivo. Di conseguenza oggi avete visto tutti, c'è stata la riconferma del mister e del suo staff dopo lo straordinario campionato e il lavoro che hanno svolto. Io mi appresto a lavorare per il terzo anno consecutivo con mister Terranova, quindi da questo momento in poi ci sarà solo di riorganizzare, perché abbiamo dimostrato che in eccellenza siamo stati una macchina di guerra dentro il campo, ma anche fuori dal campo c'è stata un'organizzazione quasi perfetta. Quindi andremo a riorganizzarci con chi mi collaborerà e da lì aspetteremo le direttive della società per iniziare a lavorare sulla nuova stagione. Però attenzione, perché si parte da 2 su 2, 3 su 3. Probabilmente la prossima potrebbe essere la terza promozione di seguito. No, vabbè, per questo lavoro, per questo mestiere e nel calcio come nello sport ci vogliono tanti stimoli. Il presidente è bravo, devo dire che è una bravissima persona a dare stimoli, anche lui è una bellissima macchina da guerra, è un martello di continuo. Lui vorrebbe sempre vincere, però capiamo che ci sono gli avversari, andremo a confrontarci con realtà super organizzate, con capoluoghi di provincia. Ci saranno tanti derby e i derby sono sempre dei problemi, perché chi nei derby si dà sempre il massimo, quindi là il valore proprio vero e proprio della squadra conta poco. Quindi andremo in questo campionato, un nuovo campionato per la Nissa, la Serie D, volando bassi. Poi vedremo che cosa dice il campionato, come sarà il girone, composto girone, ancora naturalmente è presto. E ci sono ancora squadre che si affronteranno playoff, quindi vedremo, dai, ci sarà tutto il tempo possibile. Abbiamo avuto pure una grossissima fortuna, che è quella di vincerla con qualche settimana d'anticipo. Quindi già abbiamo programmato un pochettino, come ti dicevo prima, un po' di lavoro. Bene, allora che dirti? Buon lavoro per la prossima stagione e almeno una settimana di vacanza. Grazie, questo sì, questo lo posso dire pubblicamente. Lunedì partirò col presidente Giovannone e con le rispettive mogli
perché era una promessa che mi aveva fatto all'inizio e la sta mantenendo. Anche là è stato un grande il Presidente. Abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti!